Non è una leggenda medievale. È successo davvero. Siamo a Sospirolo, in provincia di Belluno. Qui nasce un uomo che ancora oggi mette a disagio anche chi studia la storia. Girolamo Segato. Non era un mago, era uno scienziato. Parte per l'Egitto, studia le mummie e torna con qualcosa che nessuno riesce a spiegare. Non conservava i corpi, li trasformava. Carne umana, che diventava simile alla pietra. Non marciva, non si decomponeva, rimaneva intatta, come se il tempo si fosse fermato. Teste, mani, tessuti, non copie, non statue, erano reali. Il problema? Nessuno ha mai capito come facesse. Non lasciò formule, non spiegò mai il processo. E quando morì, il suo segreto sparì con lui. Ancora oggi quei resti esistono e sono troppo perfetti per essere casuali. Quindi la domanda è questa. Segato aveva davvero scoperto un modo per fermare la morte? O aveva trovato qualcosa che non doveva essere trovato?